Proseguono i lavori per la realizzazione del parco Il Pino di Grazia Deledda. Negli scorsi giorni ci siamo concentrati sul reimpianto della storica vigna della scrittrice nello stesso antico luogo. Dopo aver preparato e sistemato il terreno, i volontari si sono ritrovati per una mattinata ricca di entusiasmo e partecipazione. L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con Agris e Laore e al supporto tecnico dell'agronomo Francesco Deledda, pronipote della scrittrice. I volontari si sono cimentati nel lavoro di messa a dimora delle barbatelle, donate dal vivaio Oliplant di San Sperate. Dopo aver squadrato la vigna e realizzato i filari, un gruppo di volontari si è concentrato sulla realizzazione dei buchi nel terreno, mentre un altro gruppo puliva e preparava le piccole viti. Muniti degli attrezzi necessari, i volontari hanno lavorato alacremente per mettere a dimora le 1000 barbatelle. Cittadine e cittadini, non solo di Nuoro ma di tutto il territorio limitrofo, hanno partecipato all'evento. Alcuni di loro hanno deciso di mettersi in gioco e supportare attivamente i volontari nel lavoro, rendendo la giornata ancora più memorabile. Si è trattato di un momento storico per tutta la comunità, che ha aggiunto un altro tassello importante alla realizzazione del parco Il Pino di Grazia Deledda. Proseguiamo con fiducia e determinazione nella realizzazione di questo importante progetto. Ringraziamo tutti i volontari che hanno partecipato dedicando passione e impegno, così come tutti coloro che stanno sostenendo attivamente l'iniziativa. Ricordiamo che tutti possono partecipare e contribuire, anche con una piccola donazione, ai lavori per la realizzazione del parco. Puoi trovare tutte le informazioni sul sito www.ortobenessere.com.